Lo stava mandando sul lastrico, in 2 anni gli aveva estorto, minacciandolo, denaro e quintali di carne fresca per circa 300.000 euro in tutto. Andrea Cancelli, 39 anni, nomade padovano, aveva preso di mira un macellaio veneziano, proprietario di 2 rivendite di carne a Padova. Il pizzo made in Veneto era all'inizio di 400 euro alla settimana, diventati poi 650, fino ai 1000 di ieri sera, quando il malvivente è stato arrestato dai carabinieri. Minacciavano di arrecare un danno ingiusto quindi alle proprietà, alle attività commerciali dell'imprenditore e comunque palesavano di conoscere le abitudini familiari e i componenti stessi della famiglia dell'imprenditore. Il negoziante, ormai incapace di sottrarsi al ricatto, anche stavolta aveva nascosto le banconote nelle sportine, piene zeppe di 50 kg di carne. Ma fuori dal negozio sono intervenuti i carabinieri di Mestre, che hanno filmato tutto e arrestato Cancelli mentre caricava l'auto di merce e denaro. L'uomo, pluripregiudicato, sottoposto a sorveglianza speciale, vive in un campo nomadi vicino allo stadio Euganeo di Padova. Ad accompagnarlo c'era un 44enne veronese che è stato denunciato. Il magistrato padovano Federica Baccaglini ha convalidato l'arresto del malvivente, mentre i carabinieri stanno indagando sull'eventualità che Cancelli abbia fatto altre vittime del suo pizzo, tra il veneziano e il padovano. Sollecitiamo tutti i vari cittadini eventualmente a rivolgersi a noi del nucleo investigativo di Venezia qualora riconoscessero anche il Cancelli proprio nelle immagini che verranno riportate grazie a voi a tutti quanti per permetterci di lavorare e continuare in questa azione di pulizia del territorio.